Partita da Lentiai, dopo aver guadagnato a Bibbione la fascia di Miss Veneto, Letizia Bacchiete è andata direttamente alle finali di Salsomaggiore. In tutto sono 60 le finaliste quest'anno e lei, bellunese doc, sta vivendo questo momento con grande entusiasmo ed altrettanto impegno. E in via Dante si stanno facendo gli scongiuri del caso, i suoi cari la raggiungeranno per le fasi finali. Già essere là è già una bella cosa, sì, che per lei. Dopo. Per voi? Ancora di più. Vai giù a Salsomaggiore e allora la tensione è ancora più alta perché non la vediamo ormai, sono 3 settimane che è laggiù. Cosa vi dice quando vi sentite? Ma lei intanto è orgogliosa di rappresentare la provincia e anche la regione, sì. Quindi è orgogliosa già di questo, sì, ne va fiera. E adesso facciamo il tifo tutti quanti, anche qua del paese, e speriamo che vada avanti, che raggiunga un buon risultato. Che numero ha? Abbiamo visto l'altro giorno che ha il 13, dovrebbe avere il 13. Quindi speriamo che porti fortuna. Ecco le fotografie di una giovanissima Letizia che ha sempre amato lo sport e non solo. Sì, questo è un gruppo di danza ritmica che facevano qua a Lentiai e diciamo che era una cosa che facevano tutte quante le ragazzine della sua età. E lei partecipava con piacere o perché la mandava lei? No, con piacere, anche perché era l'unica cosa che facevano qua sul paese e allora lo faceva volentieri. Quindi lei partecipava a tutto quello che si poteva? Sì, qua nel paese sì. Dopo appunto era danza ritmica, allora le piaceva anche ballare e mettersi un po' in evidenza anche sì, però sempre sul suo piccolo.